fianco abbiamo anche l'assessore alla cultura Carla Trevisan. Doveva esserci con noi, ma credo che arriverà tra un attimo. Ah no, è seduta in... ecco, adesso ce la vanno a chiamare, allora la presentiamo tra un attimo. Presento invece qui alla mia sinistra la presidente della Proloco, Mariangela Loretto. Parleremo anche con Angela, però buongiorno a tutti, grazie di essere presenti a questa 58esima edizione del Carnevale in Ceta. Noi presenteremo il programma del 2016. Infatti alla 58esima edizione ci stiamo avvicinando lentamente alla 60esima, che è un traguardo molto probabilmente quasi impensabile anni indietro del Carnevale in Ceta, ma molto probabilmente con la sua storia, la sua cultura e la sua tradizione e la sua considerazione di questi anni è un carnevale molto probabilmente che ha un futuro senz'altro molto impegnativo, ma anche con molte soddisfazioni. Normalmente in queste occasioni, quando si presenta il programma, è sempre un momento anche di fare un minimo di analisi di condizione dove l'associazione carnevale ha partecipato direttamente, economicamente, perciò tutti i incassi, i soldi che avevano sempre investiti sul capannone, che erano delle cose che ci comprendevano. L'anno scorso noi siamo riusciti a chiudere anche così tutti i regressi che avevamo con le imprese che ci hanno dato una mano a ultimare il capannone, e con grande soddisfazione ci sentivamo anche abbastanza liberi. Nonostante questo, la settimana successiva abbiamo subito fatto un altro investimento che necessita alla nostra struttura, che sono quelli dei servizi che abbiamo già speso più di 10.000 euro solamente. Perciò, terminato un debito, ne facciamo un altro. Ecco. Secondo voi ben organizzata. Questa è la mia impressione, ma penso che sia l'impressione di noi tutti, ci sentiamo un po' abbandonati dalle cosiddette istituzioni. Le istituzioni sono una cosa importante perché avere l'appoggio delle istituzioni è una cosa importante, una cosa sicura, e anche normalmente un'immagine rivolta verso la comunità, ma verso il pubblico e verso al mondo, che le istituzioni sono presenti e sono presenti poche. Negli ultimi anni noi questo siamo riusciti a consolidare questa presenza delle istituzioni, però ultimamente ci sentiamo un po' abbandonati, un po' messi non da parte, però soffriamo questa mancanza delle istituzioni. Ecco, 60 euro vuol dire che gli enti pubblici normalmente, sarà anche vero che non ci sono più soldi, però è anche brutto di sapere che un carnevale magari irreddito per il nostro comune prende il carnevale di Venezia, ma nella costruzione dei cari siamo il carnevale più grosso evento, che ci manca il sostegno morale soprattutto, prima di tutto, e dopo che quello economico da parte degli enti, noi siamo in sofferenza. Questo è un dato che ci tenevo a dire. Doveva essere presente questa mattina l'assessore provinciale Andreuzza, Giorgia Andreuzza, che è assessore del turismo, che noi per l'assessorato del turismo e da anni che lavoriamo, per anni che carnevale di oggi in Italia, ecco, speriamo che questa storia vada avanti e possa andare avanti bene. Ecco. Ogni anno quando si presenta il programma cerchiamo sempre di avere qualche novità, però è sempre difficile perché il carnevale vuol dire cari, vuol dire sfilare, vuol dire divertirsi. È anche difficile inserire dopo il programma. Quest'anno abbiamo affrontato anche seriamente, ma anche con difficoltà perché non è facile. Abbiamo presentato i capannoni alla festa di Portoni e Belli, che ormai è diventata una tradizione, anche una tradizione di massa della nostra comunità che partecipa interamente a questa iniziativa che abbiamo fatto a Venezia. Un saluto caloroso anche da parte mia a tutte le persone presenti, in primis al Presidente del Carnevale, a tutti voi che state dall'altra parte e soprattutto al Comitato del Carnevale Ciliense, ai caristi, alla Miss Carnevale Italia, giusto? All'assessore alla cultura e alla Presidente della Proloco qui presente. Io
devo dire la verità, sono emozionato come Presidente. Oggi mi sento onorato di rappresentare l'amministrazione comunale e sono felice per il ruolo di rappresentare tutti i cittadini ciljensi. Io ho fatto delle riflessioni e ho ritenuto che la conclusione sia legata al fatto che in tutti questi anni questa manifestazione non ha mai avuto e non dovrà mai averne etichette di appartenenza. Io ritengo che questa manifestazione sia la manifestazione di tutti i cittadini ciljensi, coordinata dal comitato direttivo del Carnevale, dalla Proloco, riesce a dare quell'apporto con senso di appartenenza e di sacrificio a questi ragazzi che sono i veri artefici del Carnevale ciljense, i caristi con i maestri d'opera che ogni anno, per tutti questi anni, e l'augurio che faccio io per altrettanti, si mettono lì, studiano, magari anche litigano all'interno di questi gruppi. Gente di Ceggia che senza se senza ma si mette al servizio di questa grande manifestazione. Oggi, più di ieri, questa importante manifestazione porta il nome di Ceggia al di fuori dei confini provinciali, al di fuori dei confini regionali. Oggi oserei dire, grazie al concorso di bellezza, lo esporta a livello nazionale. E questo, amici presenti, amici caristi, dobbiamo essere veramente orgogliosi di quello che oggi il Carnevale ciljense rappresenta per la comunità di Ceggia, senza sminuire il ruolo di tutte le altre persone che a vario titolo collaborano perché questa manifestazione raggiunga e abbia raggiunto questi traguardi fino ad oggi. Da parte dei bambini. Il teatro è molto importante, ha un ruolo fondamentale per la comunicazione, per la capacità di esporsi davanti a un pubblico, di mimare, di mettersi nei panni degli altri. Oltre a questo ci sarà anche il salto per signora messo in scena dalla nostra compagnia teatrale locale, la Caravana, il giorno 26 febbraio. Il Carnevale entra nelle scuole, i nostri ragazzi hanno bisogno, visti i tempi, vista la velocità con cui va la vita, anche di momenti di relax, di gioia, di scambio, di comunicazione. Questo però non scevro o svincolato da una programmazione didattica, il tutto collegato all'arte che si fa a scuola, all'immagine, alla musica. So che i bambini di quinta stanno facendo opere veramente interessanti, i bambini di prima lavorano con l'alfabeto, quindi tutto con una certa continuità, con una certa progettualità. Io approfitto anche per ringraziare quegli insegnanti che dedicano parecchio del loro tempo extracurricolare e quindi fanno volontariato, come compete anche a chi svolge questo lavoro. Buongiorno a tutti, un ringraziamento particolare va al Presidente del Carnevale, Sellotto Fernando, al Comitato, e un ringraziamento particolare perché anche quest'anno ci date l'opportunità di organizzare e di lavorare insieme a voi a questo importante evento che è la manifestazione del Carnevale. La serata enogastronomica d'ascolto è un'attività a sostegno correlata a valorizzare quelli che sono non solo i momenti enogastronomici del territorio e quindi tutto quello che è la laboriosità tesa verso questo punto del territorio, ma è tesa soprattutto a rendere forte e, torno a dire, a valorizzare quella che è la manifestazione del Carnevale. La manifestazione più importante del Carnevale, ricordiamoci, è la sfilata dei carri allegorici, questo è il punto, tutto il resto ruota intorno e tende a valorizzare tutto quello che è il Carnevale ciljense, giunto ormai alla sua 58esima edizione. L'azione del carro vincitore. Cominciamo con il carro fuori concorso, che è quello della scuola
Cristi e Marino Cancinotto ci presenta il carro. Tutti siamo a conoscenza dell'allontanamento delle suore dell'Immacolata, che per tutti questi anni hanno fornito il loro servizio alla scuola dell'infanzia Caritas. L'evento ha creato, oltre al disagio morale, anche un disagio che si riflette nel dover organizzare la scuola e la conseguenza mancanza di tempo per dedicarsi ad altre attività, tra le quali il nostro magico carnevale. Primo dei carri in concorso è quello del gruppo Amici del Carnevale. A parlarci del carro il rappresentante Luigi Cittona. Allora, buongiorno a tutti, sono ormai famoso di una superstar e appunto rappresento il primo carro in sfilata, il carro di Amici del Carnevale. Quest'anno rappresentiamo il carro Padova Caea. Questo sarà composto da una simpatica mucca in groppa al suo inseparabile tono. La nostra waka ballerà con noi, coinvolgendo grandi e piccoli nei vari tormentoni musicali, estivi e non. Il povero Tony invece era letto scenato nelle danze e costretto a muoversi a ritmo, nonostante ne abbia le scatole piene. Grazie agli Amici del Carnevale, il secondo carro in concorso a sfilare è quello di Riva Zancana e a presentarci il bozzetto è il capocarro Luciano Giacomini. Un soggetto un po' complesso e difficile, abbiamo avuto anche difficoltà a realizzarlo in quanto è il rapporto tra genitori e figli. Ho scritto alcune considerazioni che non vogliono essere di nessun insegnamento, solo alcune considerazioni da quanto così Gonfalone, il gruppo delle simpatiche canaglie e Carlo Guerrato, il capocarro, ci presenta il loro bozzetto. Grazie a tutti, cosa dire, è difficile parlare dopo del carnevale, noi siamo il gruppo più giovane. La nostra compagnia innanzitutto è nata da un gruppo di genitori che negli anni ha avuto come scopo e punto di incontro i nostri bambini e con loro ha voluto crescere impegnandosi a condividere le esperienze di vita. Al primo nucleo di genitori provenienti dall'asilo si sono aggiunti poi alcuni genitori della biblioteca ciliense, con la quale per 2 anni, il 2009-2010, abbiamo presentato il carro fuori concorso. Quest'anno, grazie al Comitato del Carnevale, ci è stata data la possibilità di entrare in concorso ed è nata la compagnia Simpatiche Canaglie. Perché Simpatiche Canaglie? Il nome è la sintesi dello spirito che ci accomuna, la voglia di fare le cose per divertirsi, l'essere anche eterni burloni in tema di carnevale, avere anche però sempre un sorriso pronto e un punto d'appoggio dove potersi aggrappare. A capocarro il gruppo è quello di Fantasilandia, Laura Ferrari. Per presentare il gruppo di Fantasilandia che quest'anno ha deciso di presentare il carro L'avventura di una vita. Il carro si ispira ad un famoso cartone animato, Up, che parla di un vecchietto che, rimasto vedova, intraprende un'avventura per salvare la sua casa, mira di costruttori che vorrebbero ripiantarla con un moderno centro commerciale. Si impegna e decide di farla volare con dei palloncini verso il luogo dei suoi sogni. Ad accompagnarlo in questa avventura c'era un bambino, un piccolo boy scout, che casualmente, nel mentre di fare lavorazione per il burbero vecchietto, si ritrova a volare con lui nella sua casa, per mari e monti, e a trasportarla per boschi e deserti, dove comprano gli altri 2 personaggi, il cane e una specie di filippo. Il gruppo Ventenni Go to Future, Michele Carmieletto, il capocarro, ci presenta il anche quest'anno per l'ennesima volta siamo nella linea di partenza per l'ultimo. Non riusciamo a estrarre un'altra posizione. Comunque l'anno scorso ci è portato bene, abbiamo vinto il carnevale, siamo ancora qui per ripresentarci. Il titolo, perché buffare carnevale? Con questa composizione allegorica vogliamo mettere in risalto la festa del carnevale che per pochi giorni si rallegra in maniera molto spensierata.